No, volevo formulare un auspicio. L'architettura, la storia dell'architettura ha una lunga tradizione di incomprensibilità, la difficoltà di parlare con il pubblico di non specialisti. E nel tempo c'è stato quasi un gusto nell'essere criptici, nell'essere incomprensibili. Spero che questo ciclo sia stato in parte comprensibile, abbia attenuato questa distanza che separa gli specialisti dal pubblico. In realtà la lezione di oggi, che conclude il ciclo, doveva chiamarsi Il ritorno di Bisanzio, era più efficace, più secco, ma poi non so, c'è stato un passaggio di mani ed è venuto fuori un titolo un po' più complesso. Certamente vedremo come Bisanzio rappresenti una specie di convitato di pietra, lasciatemi usare questa espressione, nella storia di Venezia, non soltanto in età contemporanea, se volete, è sempre stato dietro la scena il riferimento di Bisanzio, a volte esplicitato, a volte invece quasi un fiume carsico sotterraneo che emerge o non emerge. Io voglio cominciare dall'immagine, questa immagine che è stata l'ultima immagine dell'ultima lezione di Architect's Dream, il sogno dell'architetto, di un pittore architetto americano che si chiama Thomas Cole, lo vedete qua, 1840, perché questo mette bene in luce quello che cercherò di dirvi oggi, cioè da una parte questo mondo classico, il riferimento all'architettura alla maniera degli antichi, viene tramontando e dall'altra parte emerge in modo quasi sinistro, oscuro, un mondo molto diverso, il portato del romanticismo, il riferimento alla religiosità, direi al sentimento che sopravanza la ragione, no? Questo è un po' il senso di questo dipinto, ma c'è anche un altro aspetto, la perdita di quel carattere cosmopolita, internazionale che aveva il richiamo all'architettura alla maniera degli antichi. In fondo il palladianesimo, di cui abbiamo parlato l'ultima volta, non era soltanto un modo di esprimersi di Venezia, del Veneto, dell'Italia, ma era una sorta di cifra internazionale. E non soltanto in Inghilterra, dove, come abbiamo visto, il palladianesimo ha avuto grandissimo successo. Ripeto il termine palladianesimo e non neopalladianesimo, perché in realtà il fenomeno ha mostrato un altro grado di continuità, non è mai cessato il riferimento a Palladio, e proprio nella seconda metà del Settecento abbiamo visto, parlando dei trattati, parlando di una serie di volumi come quello di Temanza, ha avuto una sorta di grande ultima fiammata. Tant'è, abbiamo visto sempre l'ultima volta, che il palladianesimo, riferimento a Palladio, ha resistito a quegli colossali mutamenti di orizzonte politico che intervengono tra la fine dell'età moderna e l'inizio dell'età contemporanea. La caduta della Serenissima nel 1677, prima l'arrivo dell'Austria, poi prima i francesi, poi l'Austria, poi ancora i francesi, infine l'Austria. Questo nel giro di soli 20 anni, tra il 1797 e il 1815. Aveva resistito, anzi aveva resistito anche a quella grande domanda formulata dai napoleonici di creare nuovi edifici, di utilizzare l'architettura, in questo caso i modelli palladiani, per dare forma a tutta una serie di nuove istanze, di nuovi progetti, quelli che i francesi chiamano i bâtiments publics, cioè le attrezzature collettive, le scuole, gli ospedali, tutto ciò che proprio in quella fase passa dalle mani dei religiosi, dove era stato quasi in regime di monopolio, alla mano pubblica, sia il municipio sia lo Stato centrale. Ecco che però proprio nella prima metà dell'Ottocento, senza andare a individuare una data precisa, ma sempre di più emerge questa sorta di opposizione ad un linguaggio internazionale, ad un linguaggio cosmopolita, nel nome, ho detto, del sentimento, nel nome
soprattutto anche della ricerca di un'identità nazionale. L'identità nazionale è uno dei grandi portati del romanticismo, con risultati tra i più diversi e in qualche modo anche nefasti da un certo punto di vista. Insomma, molte delle guerre che ancora abbiamo vissuto in tempi recenti, pensiamo alle guerre in Jugoslavia, sono state condotte nel nome di una ricerca di un'identità vera o presunta, un'identità nazionale. Ma il portato del romanticismo porta con sé, scusatemi il bisticcio di parole, il portato che porta, anche altri concetti. Ad esempio l'idea di arte di popolo, architettura di popolo, no? L'idea che non siano tanto i grandi architetti, anzi i grandi architetti devono essere messi in seconda linea così come i grandi monumenti. Piuttosto l'architettura è un'operazione che coinvolge una serie di maestranze anonime e quindi il popolo. E da qui tutta una valutazione di quella che poi sarà chiamata l'architettura o l'edilizia minore, no? Come espressione a volte più autentica di uno spirito locale, nazionale, molto più degli stessi monumenti principali. Devo dire che nel caso veneziano un grandissimo contributo alla ricerca di un esprit des lieux, di uno spirito locale, di un'identità locale, e appunto dietro questa ventata romantica è John Ruskin. John Ruskin ha una strana biografia. John Ruskin conosceva molto poco l'architettura, era stato educato per fare il pittore, poi per fare il critico d'arte, lo storico dell'arte all'ombra del suo maestro, di Turner, che lui ammirava infinitamente. Era stato spesso a Venezia con i genitori. Ruskin, tra parentesi, veniva da una delle famiglie più ricche del Regno Unito. Il padre era uno dei più grandi importatori di sherry, e questi sono dati sempre importanti. Noi parliamo sempre della cifra dell'artista, dimenticandoci che cosa c'è dietro come background familiare. Quindi Ruskin in tutta la sua vita ha potuto non lavorare, ha potuto dedicarsi a una serie di hobby, ecco, mettiamola così. Ed è un dato importante. Ruskin per la prima volta arriva da solo, senza i genitori, nel 1847 e vede il ponte ferroviario. Vede per la prima volta, non sapeva che Venezia era stata di recente collegata dalla ferrovia e resta scioccato. Resta scioccato, scrive al padre dicendo: io credevo di arrivare nella città più bella del mondo, invece sono arrivati in una città che sembra Liverpool o Birmingham, ma viste dal retro. E quindi io dovrò fare qualcosa per difendere l'immagine di Venezia, dovrò fare qualcosa perché Venezia resti nella sua caratteristica di città unica. E in realtà lui era venuto a Venezia per scrivere un capitolo di un immane volume, un'immane storia dell'arte che voleva scrivere, Modern Painters. Veniva a Venezia per la parte dedicata ai pittori veneti e voleva passare il tempo nell'Accademia di Belle Arti. In realtà non sarà così. In realtà già nel 1853 pubblicherà il primo di 3 volumi intitolati Le pietre di Venezia, The Stones of Venice, e in particolare il volume che più ha a che fare con la vicenda veneziana, ovvero la natura del gotico. Ruskin era fondamentalmente digiuno di architettura e resterà tale, no? Devo dire che nella storiografia anglosassone c'è questo grande equivoco che si perpetua, che continua. L'idea che John Ruskin sia il primo che parla di architettura veneziana, che abbia parlato come una sorta di eremita nel deserto. In realtà prima di lui c'erano stati degli importanti studi e vedremo soprattutto gli studi di Pietro Selvatico che influenzeranno moltissimo John Ruskin. Ruskin poi sapeva poco di architettura e parlerà poco di architettura, perché in realtà in quel periodo parlare di architettura significava parlare dei sistemi di copertura, delle volte, no? Tutta la discussione sull'arco a tutto sesto, l'arco a sesto acuto, che rapporto c'era, come si sviluppava. Tutto questo è ignorato da John Ruskin, che parla soprattutto di architettura scolpita, chiamiamola così, sofferma moltissimo sui capitelli di Palazzo Ducale, sulle facciate. E però Ruskin avrà una grandissima influenza nel condizionare una sensibilità internazionale e nazionale e locale nei confronti di Venezia. Da Ruskin
emergono alcuni elementi che vedremo saranno costanti ancora oggi nel modo di percepire l'architettura veneziana. Ruskin dice che l'architettura veneziana va valutata con criteri assolutamente diversi da quelli che noi usiamo abitualmente. Quelli che sono disvalori, dice Ruskin in The Nature of Gothic, diventano qui valori. La policromia, il fatto che gli edifici non abbiano un carattere uniforme ma siano spesso di altezze, di volumi diversi, e infine l'uso del colore, no? Sì, la policromia l'ho già detto. Tutto ciò poi resterà, se andiamo a leggere tutta una serie di interventi successivi, fino ad esempio al quartiere di Sant'Elena, vediamo che questi diventano elementi direttori nel disegnare l'architettura. Ma non voglio parlare di questo, voglio parlare di questa idea di una Venezia che è arrivata a fine corso, di una città in agonia, di una città che sta morendo, no? Nel proemio di The Stones of Venice dice: Tiro, la capitale dei Fenici, è morta da tempo. L'Inghilterra morirà perché è gestita malamente, ha dei pessimi governanti. Venezia sta morendo. Venezia è una città in agonia, assistiamo alla sua splendida agonia. Assistiamo però senza fare nulla, senza muovere un dito, lasciamola morire, no? Da qui l'idea che Ruskin abbia elaborato una teoria del restauro. I miei colleghi restauratori spesso prendono Ruskin come pietra di paragone di un modo di non interferire con il restauro. In realtà non voleva toccare nulla, e se volete ancora oggi questo è un po' il concept del turista medio che viene a Venezia. Concept lo possiamo tradurre con le ragioni di una visita, come scrivevano le guide del touring una volta. La ragione di una visita è spesso: venite a Venezia prima che sprofondi definitivamente. Questa è un po' l'idea. E l'altro preconcetto, diciamo così, che Ruskin instilla nel turista medio è che Venezia sia una specie di diamante costruito nel passato che è stato consegnato direttamente all'oggi, che non esista una Venezia, una parte nuova di Venezia. In realtà poi, facendo degli studi in modo più dettagliato, si è scoperto che più del 50% della Venezia contemporanea è stata o costruita ex novo o radicalmente ricostruita, quindi altro che diamante. Ma questi concetti restano, e credo che questo bellissimo carboncino che si chiama Funerale in gondola evochi benissimo questa idea di Ruskin, idea che poi però in realtà aveva ereditato da altri come Byron. Byron aveva, come dire, identificato la sua triste condizione di vagabondo, di uomo senza radici, con la tristezza della città stessa. Ecco i 3 volumi delle Pietre di Venezia che escono nel corso degli anni 50, anche in magnifiche edizioni, come quella che vedete in basso, stampata dal Kelmscott Press, cioè quella che farà capo a William Morris. Per qualcuno questo vuol dire qualcosa, per altri no, ma pazienza, possiamo andare avanti lo stesso. E si sofferma molto sul modo di concepire le finestrature, ma soprattutto la decorazione delle parti. Vediamo questa sequenza di disegni a sinistra, è di mano dello stesso Ruskin, e segna, guardando, come dire, alla tradizione dei lapicidi, alla tradizione dell'edilizia più che dell'architettura, il passaggio da un modo di costruire gli archi alla bizantina, come vedete a sinistra, all'arco gotico con il motivo estroflesso. Ma a destra ho messo come se fosse una specie di intrusione rispetto alla sequenza di Ruskin, la Porta della Carta. La Porta della Carta è quella che sta tra Palazzo Ducale e San Marco, che segnava l'ingresso a Palazzo Ducale quando il Doge veniva nominato, col suo seguito percorreva una sorta di via cerimoniale. La indico perché Ruskin nelle Pietre di Venezia dice che con questo la vera architettura veneziana muore, è finita, diventa artificiale, perde quel senso di vitalità, di vivacità che aveva in sé l'architettura veneziana, diventa un'architettura come le altre, l'arte per l'arte, l'architettura artificiale. E c'è una data, 1474, con cui si conclude le Pietre di Venezia. Dice, dopo è inutile andare avanti perché
l'architettura veneziana perde qualsiasi interesse. Quindi c'è un'inversione, siamo nel 1853 rispetto a quello che abbiamo detto fino all'ultima volta, anzi per molti, a cominciare da Tommaso Temanza, il bello cominciava nel Cinquecento e cominciava soprattutto con Palladio, era lì che si esprimeva le génie de la Vénétie, come scriverà qualcuno. Ma nel frattempo, se guardiamo al contesto nazionale, l'epopea nazionale, la ricerca di un'identità nazionale, quello che in Italia prende il nome di Risorgimento, ha anche un versante architettonico molto forte, l'idea di creare un'identità nazionale in architettura. Anche questo è un elemento, se volete, che ha origini romantiche, ma che influenzerà moltissimo sia il modo di guardare, di percepire l'architettura, sia il modo stesso di progettare e di realizzare. Dante Alighieri, il mito di Dante, ha una parte molto importante, anzi molti dicono, così come l'Italia ha trovato una lingua nazionale, da una sintesi di diversi dialetti, di diversi apporti, così in architettura, da diverse tradizioni, dobbiamo distillare uno stile nazionale. Ovviamente si parla solo di Medioevo, quest'opera di distillazione deve avvenire guardando a quello che è stato fatto nel Medioevo. E vedremo un allievo di Pietro Selvatico, che ha studiato a Venezia negli anni 50, quindi quando esce Le pietre di Venezia, Camillo Boito, scriverà un libro nel 1880 che si chiama Architettura del Medioevo in Italia, diviso per capitoli regionali. Ma l'idea di Boito è da lì prendere i riferimenti alle tradizioni locali appunto per delineare uno stile nazionale, quei caratteri che unificano il paese. Uno dei primi soggetti che vengono, come dire, coinvolti da quest'idea di stile nazionale, identità locale, è il tema del comune, nel senso di edificio comunale, dove si realizza una grossa mistificazione. Nelle città che hanno avuto una tradizione di liberi comuni, cioè quasi tutte le città del nord e del centro Italia, fino alla linea Viterbo-Ascoli, che tradizionalmente costituisce il limite meridionale della civiltà dei liberi comuni, si ricostruiscono edifici comunali, ma giocando sul fatto che in italiano la parola comune vuol dire sia l'istituzione, sia l'edificio che contiene l'istituzione, sia l'entità territoriale, cosa che non avviene nelle altre lingue. Più spesso ricorre la parola città libera o liberi comuni, come in inglese e in francese, per individuare la civiltà comunale. Quindi si fa come se il comune fosse sempre esistito, se ci fosse stata una continuità politica amministrativa che in realtà non c'è mai stata. Il comune, laddove sopravviveva, era rimasto come senato delle famiglie potenti cittadine, ma in realtà non aveva pochissimi poteri e pochissima autonomia. Sono i francesi, sono i napoleonici che rilanciano le municipalità, le municipalité, al punto tale che noi chiamiamo il primo periodo di dominazione francese, che dura molto poco, dal 1797 al 1798, come il periodo delle municipalità, perché è talmente forte il fatto di avere rilanciato, ricostituito il municipio come importante soggetto. Ad esempio il municipio diventa un importantissimo soggetto nel campo dei lavori pubblici, no? Vedremo scuole, ospedali e molti altri edifici sono di iniziativa comunale, ma al comune fanno capo anche degli istituti molto importanti nel controllo e nella continua osservazione della città, l'anagrafe della popolazione, il catasto particellare, sono tutte istituzioni napoleoniche che hanno grandissimo effetto sul livello di conoscenza della città, le quali tutte fanno capo al municipio. Quindi il municipio, qui vediamo il municipio di Cremona, che è uno dei primi ad essere rifatto, reinventato nei secondi anni 30 dell'Ottocento, poi più tardi sarà la volta del comune di Piacenza, ma direi che tutte le città vengono toccate in un periodo molto lungo che arriva fino alla Prima Guerra Mondiale. Questo è il caso di Bologna, che forse è il caso più clamoroso. La Piazza Maggiore, se andate a Bologna, a parte la facciata incompiuta di San Petronio, è una successione di edifici reinventati per l'occasione, in quest'idea di fare rinascere una sorta di Bologna comunale. Ma un altro
la storia del comune è abbastanza nota, meno nota è la vicenda delle casse di risparmio, che sono un altro elemento fortemente identitario. Vanno a pescare in un'identità locale, che può essere, come nel caso, vediamo, della Toscana, della Cassa di risparmio di Firenze, vicino al Rinascimento, anzi questo tipo di architettura viene chiamata come proto-rinascimentale, ma è considerata ancora parte dell'Ottocento. Vi ricordo che le casse di risparmio nascono nel seno dello stesso comune, ad esempio a Venezia è la prima città ad avere una cassa di risparmio, per molto tempo gli uffici della cassa di risparmio sono stati dentro la sede comunale stessa. Ecco, Venezia è un po' un'eccezione da questo punto di vista, perché in realtà, seguendo la tradizione comunale, il luogo dove il comune, la nuova municipalità avrebbe dovuto insediarsi era la zona di Rialto, dove c'erano le magistrature della città, e non a caso in altri casi analoghi, pensate a Padova o a Verona, il comune si insedia a ridosso del mercato, a ridosso delle vecchie istituzioni comunali. Ecco, a un certo momento si distilla una sorta di modello di edificio comunale che vediamo ripetuto in molte città. Questa è la rivista, è preso dalla rivista Ricordi d'Architettura, che era l'unica rivista di allora che pubblicasse dei disegni. Questo è un modello di edificio comunale, una torre centrale con l'orologio e due parti, due ali simmetriche. E questo è il progetto che Camillo Boito, di cui parleremo adesso non poco, presenta per il diploma all'Accademia di Belle Arti di Venezia nel 1855. Camillo Boito è fratello di Arrigo Boito, alcuni di voi forse lo conoscono, ci sarà qualche musicofilo tra di voi, ne sono sicuro, e curiosamente se andate a vedere la voce sull'enciclopedia italiana, Camillo Boito dice fratello del più noto Arrigo. In realtà in vita era l'esatto contrario, Camillo era il fratello maggiore, aveva una certa notorietà a livello nazionale, è stato consigliere di ministri, ha ispirato leggi, mentre voi sapete che Arrigo Boito ha avuto una travagliata vita di musicista, dopo il fallimento del suo Mefistofele, su cui aveva investito tantissimo, da lì in poi diventerà una specie di collaboratore fisso di Giuseppe Verdi. Ecco, vedete, questo municipio, palazzo municipale, in qualche modo riflette quest'idea di medioevo identitario di cui abbiamo parlato. Ecco i due fratelli, Camillo e Arrigo Boito, sono due dandy, sono figli di un pittore spiantato che ben presto li mollerà al loro destino e di una contessa polacca. Le contesse polacche sono tantissime, uno dei generi di maggiore esportazione del paese, tutta la letteratura ottocentesca è piena di contesse polacche. E vediamo Pietro Selvatico, che è il maestro di Camillo Boito, maestro riconosciuto, ma anche il maestro di John Ruskin, ma non riconosciuto. John Ruskin saccheggia ampiamente quello che scrive Pietro Selvatico, e la conferma l'abbiamo dal diario della moglie di John Ruskin, Effie Ruskin, al quale scrive un diario, e spesso ci imbattiamo in questa frase: anche stasera arriva il marchese Selvatico, John e il marchese si ritirano a parlare di architettura. Quindi se i nostri colleghi inglesi e americani che studiano Ruskin sapessero un po' di italiano, cosa che ahimè non avviene mai, si accorgerebbero dell'importanza che Selvatico ha nella costruzione del Ruskin studioso di architettura. Selvatico è un nobiluomo che viene da Padova, è un grandissimo amante del Medioevo, ama il Medioevo, ritiene come Ruskin che i bei capitoli dell'architettura veneta e veneziana si concludono nel 400 con l'arrivo di quello che lui chiama uno stile uniformante, senza vita e senza carattere, cioè l'architettura alla maniera degli antichi. Selvatico nel 1849 diventa direttore dell'Accademia di Belle Arti di Venezia e la riforma profondamente. Ad esempio, pensate che il pensionato a Roma, il periodo da trascorrere a Roma a misurare i documenti, a rilevarli, era obbligatorio, ma nel caso di Boito, quale viene ovviamente mandato a Roma, però viene deviato a Orvieto. Lui farà un rilievo del Duomo di Orvieto, che con l'architettura antica non c'entra assolutamente niente. Ecco, diciamo è il primo che studia sistematicamente l'architettura veneziana con un occhio rivolto al Medioevo. Questi due libri, che escono nel giro di poco tempo, sull'architettura e sulla scultura di Venezia, Guida di Venezia viene data in regalo a coloro che intervengono al primo congresso scientifico italiano
presso l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere d'Arti nel maggio del 1847. In tutti e due questi volumi dice appunto che il grande periodo dell'architettura veneziana precede spesso quelli che sono gli edifici più noti, e dice purtroppo di tutto ciò c'è rimasta una traccia molto labile, soprattutto, dice, l'architettura bizantina. Anzi, arriva a dire, questo libro sull'architettura e la scultura a Venezia, che il contributo più originale della tradizione veneziana è definibile come romanico-bizantino, una versione di una sorta di koiné generale che accompagna tutta l'Italia, soprattutto l'Italia che ha avuto un peso importante nel Medioevo, ma appunto qui veniamo a quello che dicevo all'inizio, ognuno con la sua accentuazione locale. A Venezia l'accento è di tipo bizantino. E dice anche una cosa importante: purtroppo non abbiamo grandi testimonianze, anche troviamo qualche portale, qualche elemento, ma dice l'unico grande testimonianza nel campo dell'architettura civile, non religiosa, dell'architettura bizantina sarebbe il Fondaco dei Turchi. Peccato che il Fondaco dei Turchi è stato completamente manomesso, e qui comincia una grande mistificazione che vedremo avrà conseguenze importanti. Cioè il nome Fondaco dei Turchi in realtà non corrisponde all'edificio, o meglio, se guardiamo l'edificio bizantino, romanico bizantino, dovremmo chiamarlo Palazzo Soranzo, perché così si chiamava durante il Medioevo. Se parliamo del Fondaco dei Turchi, invece ci riferiamo a un periodo del 600, un breve periodo, circa 50-60 anni, nel quale gli ottomani hanno in uso l'edificio come deposito, ma senza intervenire, a quanto ne sappiamo, sul suo assetto architettonico. Quindi chiamare questo edificio di aspetto bizantino o presunto tale Fondaco dei Turchi è sbagliato. Ma perché Selvatico ricorre a questa denominazione? Perché sta facendosi sempre più impetuosa, sempre più forte, un'altra vena, in parte accompagnata dal romanticismo, l'orientalismo, lo sguardo rivolto a Oriente, no? L'idea, soprattutto forte a Venezia, che la città possa riconquistare un ruolo importante nello scacchiere economico e politico guardando a Oriente, riuscendo a ristabilire dei rapporti molto forti con l'Oriente. Rapporti che erano stati interrotti ovviamente alla fine del 400 con la scoperta delle Americhe, l'avanzata ottomana, quando si interrompe quella straordinaria rete di rapporti che permetteva di fare arrivare nei fondaci veneziani le merci di lusso che arrivavano dalla Cina e dall'India. Ma dicevo, Selvatico è molto attento nel definire i caratteri di un'architettura locale, di un'architettura veneziana di tipo romanico-bizantino. E qui sorge una domanda molto importante: ma Venezia è veramente una città bizantina, o il riferimento a Bisanzio è una specie di vernice che viene nei momenti opportuni utilizzata per dare alla città questo aspetto di città orientale? Allora, qui ho preso due opposte visioni del problema. John Julius Norwich, che è uno dei massimi studiosi di arte bizantina, il quale in 3 volumi intitolati Byzantium dice: Venezia e Ravenna sono 2 avamposti bizantini in Italia. Non ha dubbi Norwich. La città di Venezia è una città fondamentalmente bizantina, anche se a volte si esprime con altri tipi di linguaggio. Di parere opposto è Ennio Concina. Ennio Concina è stato uno studioso, morto recentemente, un grande studioso di Venezia, il cui apporto è spesso un po' messo in ombra, secondo me, che ha scritto un libro molto importante, si chiama Dell'Arabico, prendendo spunto da un personaggio veneziano, Niccolò Zen, che è stato citato spesso come grande condottiero, ha combattuto nel Levante veneziano. Siamo nella prima metà del Cinquecento, il suo nome si associa al dipinto di Tiziano che vedete qua e a Palazzo Zen, che sta, vedete in fondo, la Misericordia, nel Rio di Santa Caterina. In questo libro, che pubblica verso il 1550, Dell'Arabico, di cui Concina prende il titolo addirittura per un libro suo,
Concina dimostra che il riferimento a Bisanzio e all'Oriente è un'operazione del tutto intellettuale, è una costruzione intellettuale che è fatta di riferimenti alla letteratura, alla religione, e gioca su un doppio registro, sia il libro di Zen che si chiama dell'arabico, sia Palazzo Zen, che è pieno di strane citazioni orientali. Ci sono cammelli, ci sono addirittura dei ritratti di Maometto II, il conquistatore di Costantinopoli, e via dicendo. Ma per dimostrare che appunto il legame con l'Oriente è un'operazione del tutto intellettuale, che in realtà non ha un rapporto profondo con la tradizione costruttiva. Anzi, Concina aveva anche detto, parlando di San Marco e della sovrastruttura bizantina, perché c'è un San Marco ignudo che poi viene ricoperto di elementi architettonici e decorativi veneziani, dice Concina, questa è un'operazione utilitarista, un'operazione fatta con un pizzico di cinismo, quando Venezia voleva diventare il vettore marittimo e militare di Bisanzio. Quindi nulla a che vedere con l'idea che invece Norwich sostiene, che Venezia sia una città fondamentalmente bizantina. Ecco, ma veniamo a Camillo Boito, perché Camillo Boito, nel libro che vi ho già citato, pubblica un rilievo di un San Marco completamente privo di decorazioni. È veramente un San Marco desnudo, come vedete da questo dettaglio degli interni. E infatti dice, guardate che San Marco era una chiesa paragonabile ad altre chiese romaniche del periodo, anche se vi erano le cupole di tipo bizantino, la ripetizione delle cupole, ma diciamo la struttura muraria è paragonabile a quella di altre grandi chiese del XIII secolo. E il capitolo dedicato all'architettura veneta nel suo Architettura del Medioevo in Italia è quasi interamente dedicato a San Marco. Ma guardate il sottotitolo di questo libro, che è particolarmente interessante, il sottotitolo che dà il titolo a sua volta all'introduzione, sullo stile futuro dell'architettura italiana. Una a prima vista potrebbe dire, ma cosa c'entra l'architettura del Medioevo con lo stile futuro? No, esattamente lì. L'architettura del Medioevo, nelle sue declinazioni regionali, offre il reservoir, il serbatoio per pescare quegli elementi che costituiranno il linguaggio della nuova Italia, seguendo un percorso non dissimile da quello della lingua italiana. Questo è un altro rilievo dell'interno di San Marco che pubblica nel libro che vi ho appena citato, e il riferimento, e qui torniamo al carattere mitico di certe letture romantiche, il riferimento, l'elemento che unisce anche stilisticamente ma soprattutto costruttivamente sono queste anonime schiere di artefici che appunto prendono il nome di maestri comacini, perché molti di questi venivano dalla regione delle Prealpi tra il lago di Como e il lago di Carda. E in effetti, scusate, cito un racconto personale. Io andavo in vacanza in Val Brembana, la più vicina al lago di Como delle valli bergamasche. I miei coetanei con cui giocavo, locali, arrivati all'età di 14 anni, venivano spediti, chi in Francia, chi in Germania, chi a Milano, a imparare a fare i muratori. E questo era il lascito di una tradizione antichissima. Non a caso, se andiamo a vedere la biografia di molti architetti, tra virgolette, che hanno operato a Venezia tra 4 e 500, Codussi e non solo Codussi, erano in origini, venivano dalle Prealpi bergamasche o comasche. Nel capitolo sulla Lombardia cita Sant'Ambrogio, qua riprendendo un rilievo che aveva fatto un autore francese, de Darten, ma non vi sto a tediare con questi aspetti. Ecco, ma poi Boito negli anni 60 ha modo di applicare questi principi. Si trasferisce a Milano, diventerà docente all'Accademia di Belle Arti di Milano e ha tutta una serie di incarichi, ad esempio a Gallarate, entra nelle grazie di un importante industriale tessile che si chiama Ponti. Prima realizza la tomba di famiglia, poi la tomba di famiglia si moltiplica e diventa il cimitero di Gallarate. Probabilmente progetta il cimitero maggiore di Milano. Io qui ho una garbata polemica con la mia amica e collega Ornella Selvafolta, studiosa dell'architettura ottocentesca lombarda, perché secondo me il signor Macciachini, che figura essere l'autore del cimitero monumentale di Milano, non aveva le capacità e la stoffa
per affrontare un progetto di questa complessità, anche perché nel cimitero monumentale di Milano ritroviamo tutti gli elementi che Boito definisce la base del nuovo stile nazionale. Ma questo è l'ospedale di Gallarate, che è ancora in piedi, il primo edificio di una certa consistenza, siamo alla fine degli anni 60, dove Boito applica il concetto di stile nazionale desunto dalla tradizione dei medioevi locali. Questa è una pubblicazione, è una tavola che compare su Ricordi di architettura, dove appunto questa idea di intervallare corsi di mattoni e corsi di pietra diventa, come dire, norma, e anche l'uso, vedete, di queste bifore. E qui veniamo a un capitolo importante, la scuola Le Regge Carraresi a Padova. Qualcuno la conosce, credo, perché esattamente dietro il Liviano, dietro quello che era il castello, la Reggia Carraresi, infatti da qui il nome. Questo edificio è di particolare interesse perché Boito ottiene l'incarico dal Ministero della Pubblica Istruzione direttamente all'indomani della legge Coppino, 1874. La legge Coppino, dal nome del Ministro della Pubblica Istruzione, è la prima che rende obbligatoria l'istruzione per i primi 3 anni. Moltissimi della generazione nata nell'Ottocento ha potuto studiare grazie alla legge Coppino. Il seguito dell'approvazione della legge è l'idea di realizzare una scuola modello che incarni questa idea di scuola moderna, scuola aperta, e a Boito viene dato questo incarico. Se voi andate negli archivi di qualsiasi comune italiano di una certa dimensione, trovate un volumetto del Ministero della Pubblica Istruzione che è stato mandato appunto agli amministratori comunali per mostrare come si deve costruire una scuola secondo queste nuove direttrici. E qua usa tutta l'armamentario, diciamo, di quello stile nazionale che di lì a poco, qualche anno dopo, nel 1880, teorizza nell'introduzione dell'architettura al Medioevo in Italia. Questa è una fotografia, vedete anche qua usa questo intercalare, non usa il mattone a vista, l'intonaco però di colore rosso intercalato con la pietra d'Istria. Ma cambiamo completamente argomento e veniamo poi ritorneremo su questi aspetti, a Venezia che guarda verso l'Oriente. È un capitolo importantissimo della storia di Venezia, certo non collima con questa idea di una città in agonia, anzi mostra una città estremamente vivace. Tra l'altro Venezia collabora sia finanziariamente sia tecnicamente alla realizzazione del canale di Suez, che voi sapete è stata un'impresa privata di un signore francese che si chiamava Lesseps, che con l'ostilità degli inglesi e con un atteggiamento direi ambiguo e ondivago della Francia trova i capitali e i tecnici per realizzare quest'opera ciclopica. Venezia e Trieste sono tra i maggiori azionisti di questa operazione, è un aspetto importante. Collabora Paleocapa, che è un grande idraulico veneziano, il maggiore progettista è l'ingegner Negrelli, che aveva studiato a Padova, anche se era di cittadinanza austriaca essendo triestino. Bene, da una parte il canale di Suez, dall'altra una rete ferroviaria che tende a creare un sistema di collegamenti nuovi tra Occidente e Oriente. E Venezia pensa di essere al centro. Il traforo del Frejus, che sta tra Torino e Lione, ahimè ne sentiamo tutti parlare negli ultimi tempi, è il primo traforo alpino, e tra l'altro Paleocapa ci mette lo zampino, il veneziano Paleocapa, che nel frattempo era diventato ministro dei lavori pubblici nel Regno di Sardegna. Quindi Venezia pensa che prendendo flussi da est e da ovest possa riacquistare quel ruolo che ha avuto di grande hub, di grande snodo tra Occidente e Oriente, tra nord e sud. Guardate questa immagine di The Graphic, che è una rivista inglese, e sotto c'è scritto On the way to India, no? L'idea che Venezia costituisca un passaggio importante lungo questa nuova via delle Indie. E gli inglesi in quel periodo stavano creando la valigia delle Indie, che era il metodo, il sistema più rapido per collegare la Gran Bretagna all'India. C'era un treno praticamente piombato dove potevano salire soltanto cittadini britannici, che doveva arrivare al Mediterraneo e doveva poi da lì si doveva prendere il piroscafo che attraverso il Mediterraneo orientale, il canale di Suez, il Mar Rosso e l'Oceano Indiano
doveva arrivare a Bombay e si candidano varie città. Alla fine sarà Brindisi a prevalere, anzi la storia di Brindisi è legata alla valigia delle Indie, prima era un modestissimo centro Brindisi, ma prima si candidano Marsiglia, la stessa Genova e Venezia, da cui questa didascalia che illustra la stazione ferroviaria. E nel frattempo si creano dei collegamenti sempre più intensi, non solo a lunga distanza, ma anche più ravvicinati. E in questa idea di un ravvicinamento all'Oriente nasce quella che noi chiamiamo oggi Ca' Foscari, che nasce come istituto per il commercio, per i ragazzi, istituto di lingue per le ragazze, di lingue orientali, badate bene, no? E l'idea, siamo negli anni 60 dell'Ottocento, quindi alla vigilia dell'apertura del canale di Suez, che sarà aperto nel 1869. E la sciagurata, la triste storia del colonialismo italiano nasce, se volete, lungo questa scia. Sono veneziani i primi che compiono un'esplorazione del Mar Rosso e pubblicano una sorta di rilievo delle coste dell'Eritrea, vera e propria premessa poi a quella che sarà la prima colonia italiana, l'Eritrea. Ma sempre sulla via dell'Oriente voglio citare un altro avvenimento, una visita importante. La volta scorsa abbiamo parlato della visita di Napoleone a Venezia nel novembre del 1807, dell'importanza che ha avuto nel definire alcuni caratteri. Qui cito una visita meno importante, ma non per questo da trascurare. Quando Francesco Giuseppe, con la giovane sposa Elisabetta, detta Sissi, come tutte le ragazzine sanno bene, nel novembre del 1857 visita Venezia, sono arrivati in treno a Trieste e in piroscafo hanno fatto il tragitto da Trieste a Venezia. Francesco Giuseppe viene dopo anni difficili in cui Venezia è stata punita per la rivolta del 48. Quella di Venezia non è stata una semplice rivolta, è stato un vero e proprio sommovimento che ha permesso l'istituzione di una repubblica che ha avuto anche una durata non lieve. Quindi subito dopo Venezia viene castigata da un governo militare guidato dallo stesso Radetzky, quindi censura durissima, quindi controllo molto stretto. Nel novembre del 57 il giovane imperatore viene con un ramoscello di pace, vuole istituire un rapporto meno duro con Venezia. Dietro c'è l'ipotesi che Massimiliano, il fratello, diventi il governatore del Lombardo-Veneto, cosa che avverrà per brevissimo tempo, e porta in regalo i fondi perché si costruisca una statua a Marco Polo. E anche qui torniamo verso l'Oriente. Il regalo che fa la città è un cospicuo finanziamento per realizzare una statua dedicata a Marco Polo, cioè colui che più di tutti simboleggia questo forte rapporto di Venezia con l'Oriente. Come spesso accadrà nel caso di Venezia, la discussione su dove collocarlo, a chi assegnare l'incarico, fa sì che in realtà non si arrivi a niente. Qualcuno dice che questo testone di Marco Polo che sta al Pincio a Roma sia stato in realtà generato da tentativi da Ballon d'Essai in preparazione di una statua più degna dedicata a Marco Polo. Nel frattempo però si inventano le case di Marco Polo, un'operazione assolutamente fasulla, si ribattezza la zona vicina Corte del Milion, Calle Marco Polo, ma tutto resta così com'è. Ma la cosa importante è che i soldi non spesi per realizzare la statua di Napoleone vengono stornati ad un altro tema orientalista, e qui torniamo a quello che diceva Selvatico prima, il rifacimento del Fondaco dei Turchi. Il rifacimento del Fondaco dei Turchi, cioè quella che Selvatico aveva definito come la più importante testimonianza dell'architettura civile romanico-bizantina a Venezia. Rifacimento in vista di farne la sede del museo civico, altro tema importante nella città ottocentesca, altro tema identitario. Le città nel museo civico vedevano il riflesso di una lunga storia. Oggi tendiamo a far coincidere l'idea di museo civico con una quadreria, con una pinacoteca. In realtà una volta era costituita da diversissime sezioni, il museo
Ad esempio il museo di Bassano è molto interessante perché, non essendo stato diviso come spesso è accaduto, è una buona testimonianza di un museo ottocentesco che ha come fine di restituire l'identità storica di una città, storico-artistica di una città. E così doveva essere il Fondaco dei Turchi. Vabbè, questa è la lapide che viene messa. Dicevo, la vena orientalista. Qua ho messo queste due immagini abbastanza efficaci, una è di Muscià a destra, l'altra è tratta da un libro di Said che si chiama Orientalismo, il quale ha una stranissima teoria. È un libro che è stato molto celebrato, molto citato. Dice che in fondo questo modo orientalista nasce dalla cattiva coscienza che hanno gli occidentali nei confronti dell'Oriente, avendolo maltrattato, avendolo colonizzato, Dice a un certo momento che è un po' come il rapporto tra uomo e donna, no? Donne che sono come dire, assoggettate al volere dell'uomo, che però poi vengono celebrate, no, in qualche modo per riscattare questo atteggiamento. E qualche anno più tardi, secondo questa vena orientalista, il pittore Mario de Maria pubblicherà questo quadro, Mario Pintor, come si definiva, che si chiama Il Fondaco dei Turchi, no? Sempre per alimentare questa idea assolutamente fasulla che il Palazzo Soranzo, come andrebbe chiamato, avesse una stretta connessione con l'Oriente. Quindi nessuno mette in dubbio l'idea che il Palazzo Soranzo vada ricostruito secondo caratteri che Selvatico aveva indicato come ideali. Nel frattempo esce un volumetto, proprio negli anni in cui si decide di stornare il fondo lasciato dall'imperatore al restauro, al rifacimento del Fondaco dei Turchi, un libretto fatto di due parti, una parte di tipo storica, realizzata da Sagredo, e una parte di tipo più architettonico, invece compilata dallo stesso Selvatico. Poco era rimasto, qui ancora nel Settecento, vedete, si vedevano bene le merlature, quello strano disegno e soprattutto la sequenza di finestre bizantine. Ecco, questo è il riprodotto dalla raccolta di quadri dei palazzi del Canal Grande, e questo è quello che pubblica Selvatico, un po' inventandoselo. Dice che è un rilievo in realtà senza le sovrastrutture che erano state aggiunte tra l'edificio e il Canal Grande. Questo invece è Raskin, il quale anche lui aveva riprodotto alcuni elementi tratti dal Fondaco dei Turchi. Questo l'abbiamo visto, ma lasciatemi prima un po' raccontare la storia del Museo di Venezia. Il Museo di Venezia, il Museo Civico, si chiama ancora oggi Correr, perché nasce dalla donazione di Teodoro Correr nel 1835, che lascia non soltanto la sua collezione di quadri e di varie antichità, ma anche il suo palazzetto. Il palazzetto Correr, che fino all'inaugurazione del Fondaco dei Turchi è stata la sede unica del Museo Civico di Venezia, sorge a poca distanza dal cosiddetto Fondaco dei Turchi. Anche per questo nasce l'idea che il Fondaco dei Turchi sia la nuova sede del palazzo. Ci sono negli archivi del Comune di Venezia molti disegni molto interessanti, come questo che vedete di rilievi dove non si capisce mai dove finisce il rilievo e dove comincia l'idea implicita nel progetto, ma vedete il salto tra la facciata nuda del rilievo e quello che poi si pensa di realizzare, qualcosa di completamente diverso, a cominciare dal rivestimento marmoreo che occupa tutta la facciata. Questo viene fatto con la benedizione di Selvatico, ma in realtà colui che lavora, scusate mi sono sbagliato, si chiama Federico Berchet, quello che scrive il libretto insieme a Sagredo, ma prende a piene mani dagli studi di Selvatico, e Berchet sarà anche colui che seguirà i lavori. I miei amici restauratori, di cui vedo qua alcuni importanti esponenti, considerano Berchet una specie di criminale, lo mettono sul lato opposto rispetto a Raskin, che avrebbe teorizzato il non intervento, il laissez-faire totale. Vedete un dettaglio del progetto di Berchet, il quale poi diventerà il primo sovrintendente di Venezia, tra l'altro, quindi non stiamo parlando di un nessuno, quando negli anni '80 saranno istituite le prime sovrintendenze con il nome di uffici regionali d'arte.
un edificio bizantino che deve parlare il linguaggio di Bisanzio, prima di tutto. Ma c'è un gravissimo problema però, pur essendo un edificio che evoca il periodo bizantino, che evoca moltissimi elementi che la città intende mettere in luce, il Fondaco dei Turchi o Palazzo Soranzo non è che ha una quinta, ha pochissimo spessore, non è pensabile che possa ospitare la nuova sede del Museo Civico, che nel frattempo si è allargato, ha costituito una sezione risorgimentale, una sezione, un medagliere, e quindi c'è una specie di impasse. I lavori cominciano nel 1863, vanno avanti a rilento, anche se i soldi ci sarebbero, perché in realtà non tutti sono convinti che quella sia la sede più adatta per il Museo di Venezia, per il Museo Civico. E questo è il disegno più bello che c'è nell'archivio comunale, con il progetto completo firmato da Berchet della parte centrale, perché vengono costruite 2 torrette ai lati che vediamo ancora oggi in modo abbastanza arbitrario, perché in realtà nessun documento aveva dimostrato che l'edificio in origine aveva 2 torrette. Ma che succede? Che lo stesso Berchet, per ovviare a questo problema dello scarso spazio a disposizione, progetta una specie di raddoppio del Fondaco dei Turchi. Questa è una mia personale scoperta in archivio, perché all'inizio vedevo questi disegni e dicevo: ma cos'è questo? Un lato del Fondaco dei Turchi? Ma come mai? Riprende alcuni elementi e li riproduce in un edificio che doveva sorgere al fianco. Qui mi sono permesso di mettere insieme i 2 disegni, quindi sarebbe stato una lunga parata, un lungo edificio per un bel tratto del Canal Grande, prima con il Palazzo Soranzo vero, tra virgolette, e poi con l'addizione disegnata da Berchet. Abbiamo fatto un rendering in 3D, e il rendering in 3D, di cui si parla moltissimo in questo momento, nelle facoltà di architettura non si fa altro giustamente che insegnare a fare i rendering in 3D, però non è solo un modo per mettere in bella copia un lavoro, un rilievo, è anche un modo per capire la genesi del progetto. Infatti, facendo il rendering in 3D ci siamo accorti che veramente occupava un isolato, era perfettamente, e questa operazione avrebbe sacrificato il vecchio palazzetto Correr, sarebbe stato demolito e, come dire, inglobato idealmente, anche se non materialmente, dentro questo secondo edificio. Quindi vi immaginate, lungo il Canal Grande ci sarebbe stata questa sequenza nel nome del ritorno a Bisanzio e di un museo autenticamente legato al carattere della città. Per fortuna, devo dire, il santo protettore degli edifici storici è intervenuto e si sono resi disponibili 2 magazzini che stavano alle spalle. Fino a quel momento il proprietario non aveva voluto cederli, sapete, il Fondaco dei Turchi, l'edificio è a forma di C, adesso lo vedremo in pianta, ma fino a quel momento era stata soltanto la facciata sul Canal Grande. La disponibilità delle 2 ali posteriori permette di abbandonare il progetto di Berchet per un secondo Fondaco dei Turchi da allineare lungo le rive del Canal Grande. Ecco, questi sono i rilievi della parte acquisita, vedete in sezione la parte prospiciente il Canal Grande, mentre sul fronte vediamo i 2 magazzini che sono stati inglobati e che permettono di avere uno sviluppo sufficiente. Questo è un vecchio rilievo, vedete, però vedete con il nome Loggia è chiamato il Fondaco dei Turchi, così come l'abbiamo visto, e vedete le 2 ali laterali. Quindi il pericolo è scongiurato, questo è il progetto di Berchet per le 2 ali laterali, anche questo all'archivio comunale. Questo è il cortile con il prospetto posteriore di quella che era chiamata la loggia, cioè di quello che abbiamo fatto coincidere fino a quel momento col Fondaco dei Turchi. E qui lasciamo il Fondaco dei Turchi. Il museo viene inaugurato nel 1876 e resterà la sede del Museo Civico di Venezia fino a subito dopo la Prima Guerra Mondiale. Nel 1921 o 22
il museo si sposterà definitivamente nelle procuratie nuove, dove è tutt'oggi. Ma nel frattempo questa idea di una Venezia bizantina comincia a toccare tutta una serie di punti importanti. La pescheria, ad esempio, la pescheria era un edificio costruito all'inglese, come si diceva una volta, cioè in ferro, in ghisa e vetro, contro cui un grande difensore del carattere di Venezia, Pompeo Molmenti, aveva lanciato strali, dicendo questa è un'offesa per la città, è un edificio utilitario che macchia la magnifica tradizione di Venezia, dobbiamo abbatterlo. Così come se la piglia con i ponti in ferro, che saranno regolarmente demoliti, e voi sapete che sia il ponte dell'Accademia che il ponte degli Scalzi avevano un precedente in ferro, e quindi viene demolito e sostituito da questo edificio del 1906, la nuova pescheria, realizzata da un architetto che si chiama Ruppolo. Ecco, vedete i prospetti pubblicati. Qui però non parlerei di bizantino, qui comincia a venire fuori una specie di stile veneziano, no? Che mette insieme elementi diversi. Sì, possiamo individuare come punto di partenza delle bifore che potrebbero sembrare, delle bifore e delle polifore che potrebbero sembrare bizantine, ma poi molto viene rielaborato. E questa sarà la strada seguita poi in seguito da molti, scusate. E qui c'è tutta una generazione di architetti che operano tra il 1890 e la Prima Guerra Mondiale, che assumono il riferimento al bizantino, alla tradizione bizantina di Venezia, avrebbero sottoscritto quello che dice John Norwich di Venezia come avamposto di Bisanzio, e forse il più dotato di tutti questi è Giuseppe Torres. Giuseppe Torres, il cui nome è soprattutto associato al tempio votivo del Lido, che non è proprio l'opera sua migliore, realizzato dopo la Prima Guerra Mondiale. Ma pregevole è la cosiddetta Casa Bizantina in Rio del Gafaro, tutti credo la conosciate, che è un'operazione, è un edificio costruito dal nulla, non vi era nulla prima che potesse giustificare questo tipo di progetto. È il progetto per la sua casa studio, quindi non aveva vincoli, non doveva rispondere ad un committente, era lui stesso il committente. Qui vediamo delle brutte foto, una brutta foto fatta da me e una foto migliore presa da Flickr. Ma un altro episodio che viene definito come bizantino è la casa a Santa Maria Mater Domini, realizzata da un altro architetto della stessa generazione che si chiama Sullam. Sullam è soprattutto conosciuto per il cosiddetto Palazzo del Gazzettino, che vedete a sinistra, tra San Luca e il bacino Orseolo, no? Un edificio che sembra un pezzo di Vienna, ma in realtà in campo Santa Maria Mater Domini costruisce questa che si chiama Casa Bizantina, ma se l'analizziamo attentamente ci sono molte cose che non sono bizantine. Anche qui c'è nel nome di Bisanzio, spesso il riferimento a Bisanzio, a un periodo storico, è una specie di lasciapassare per poter poi rielaborare in modo libero un progetto. Ma forse quello di maggior scala, l'edificio di maggior scala che si riferisce a Bisanzio è il grande complesso in Corte dell'Albero, cioè vicino alla fermata di Sant'Angelo, che sorge un po' più in là, realizzato da un pittore scultore Alessandri, coadiuvato da un ingegnere. Anche qua vedete l'elemento bizantino, la bifora o la polifora diventa il sintagma che poi moltiplicato dà origine a questo grande complesso. Ma il Lido in realtà diventa il vero terreno di applicazione di questo stile neobizantino modificato. Un certo architetto Zicher, che è autore di moltissimi progetti al Lido, al punto tale che pubblicherà anche un volume, una raccolta di progetti suoi, no? Sulle ville neobizantine al Lido. Vedete qua a sinistra casa sua, a destra un progetto per il Lido che che apre questa raccolta di progetti, Villa Tonello. Siamo nel periodo 1900-1915, l'età d'oro per questo tipo di villino, che trovate al Lido soprattutto percorrendo il Gran Viale nella parte di sinistra. Un altro Ruppolo, scusate qua mi sono dimenticato una P, alla doppia, Ruppolo,
Villa Otello, anche qui siamo al Lido, anche qui c'è una specie di bizantino semplificato, no? Che diventa il linguaggio, un linguaggio quasi, una lingua franca, no? Del Lido nella sua prima parte. E ovviamente non possiamo non dimenticare l'Hotel Excelsior, che in realtà è una specie di fantasia orientalista, dove il bizantino è una delle componenti. Lo realizza un architetto molto dotato che si chiama Giovanni Sardi, che è della stessa generazione di quelli che abbiamo citato, Torres e Sullan. Purtroppo morirà molto giovane. E se volete, qui il bizantino non è uno che dei riferimenti all'Oriente, un Oriente che può essere più o meno vicino. Qui viene voglia di tornare a citare dell'arabico di Zen ripreso da Concino, dove dice che in realtà il riferimento all'Oriente è un mishmash di diversi elementi che danno questo senso di esotismo. Hotel Excelsior raggiungeva il culmine di un certo tipo di lusso, di comfort, viene inaugurato nel 1907 con una quantità di invitati enorme presi dalla crème aristocratica ed economica d'Europa e anche dell'America. Qui vediamo una visione dall'alto perché secondo me un aspetto molto interessante e non poco sottolineato è il rapporto con Venezia, con l'acqua, no? Viene costruita una darsena e un canale per avere un collegamento diretto con la città di Venezia, dalla quale è stato in qualche modo partorito. Adesso la darsena è diventata la passerella per le attrici, gli attori e i registi che arrivano al Festival del Cinema, no? Scendono dal motoscafo, percorrono un tappeto rosso e arrivano al Palazzo del Cinema. Ma i particolari sono straordinari, non è mai stato analizzato attentamente, anche perché purtroppo sul piano dei fondi archivistici non c'è quasi nulla. Abbiamo delle fotografie, non c'è una pianta, non c'è un rilievo, non c'è una sezione. E devo dire che quando Ignazio Gardella, peraltro grandissimo architetto, fu incaricato tra la fine degli anni 50 e gli anni 60 di rifare gli interni, insomma non andò con la mano leggera, ci fu veramente fu un intervento molto invasivo che ha cambiato profondamente gli interni. Fu rispettoso per la parte esterna, ma meno rispettoso per le parti interne. Simbolo di una sensibilità che allora era molto diversa da quella che abbiamo noi oggi. Noi oggi guardiamo con attenzione anche a questo tipo di architettura che una volta veniva bollata di eclettismo e con questo si poteva fare quello che si voleva. Eclettismo è un termine che dobbiamo cercare di evitare il più possibile. Mi viene voglia di citare il grande Flaiano. Flaiano era quello che scriveva i copioni per Fellini, fino ad Amarcord, quando poi litigarono e subentrò Tonino Guerra. Flaiano, voi sapete, è autore di magnifici aforismi. Uno di questi è eclettismo, è il termine che usano gli architetti quando non sanno definire uno stile. E questo mi sembra di poterlo tranquillamente sottoscrivere. Ecco, gli interni erano molto ricchi e molto orientaleggianti, vedete questi portali arabi addirittura che prendevano dalla tradizione, che prendevano dall'arabico, come avrebbe detto, o queste torri, no? Devo dire che però c'è un bel patrimonio di fotografie che nessuno ha osato buttare via. Concludo con Mario Di Maria, Marius Pintor, perché siamo anche qua nel primo decennio del 1900, nel quindicennio prima della Grande Guerra. Il suo sguardo è rivolto all'Oriente, ma un Oriente allucinato, no? Venezia e l'Oriente letto da Marius Pintor, che aveva una dimensione fortemente architettonica nei suoi dipinti, secondo me. E fino al suo capolavoro, fino ai Tre Occhi, che voi sapete è stato da lui progettato come casa e studio. Provate voi a definire questo edificio da un punto di vista stilistico, c'è dentro un po' di tutto, ma ci sono anche dei richiami al Fondaco dei Turchi, al cosiddetto Fondaco dei Turchi. Guardate quella dentellatura superiore che sembra rimandarci al Fondaco dei Turchi prima che fosse largamente manomesso dagli interventi di Berchet. Qui c'è dentro un po' di tutto e quindi questa ultima immagine ve la propongo volutamente
anche per mettere in guardia contro gli ismi, contro la perenne volontà di trovare delle categorie stilistiche dove inserire gli edifici. Neoclassicismo, barocco, manierismo, una alla volta stanno cadendo tutti, per fortuna. Ogni volta ci sono delle locuzioni, magari più lunghe, più complesse, che meglio definiscono l'edificio. A volte sembra un modo per evitare un confronto più ravvicinato, più attento alle fonti, ai riferimenti, la definizione di stile. Uno ad uno stanno cadendo tutti e speriamo che questa sorta di campagna contro gli ismi vada a compimento e vada anche a toccare i testi di storia dell'arte per i licei, dove la storia dell'architettura viene sempre presentata come un capitolo particolare della storia dell'arte, quando in realtà ci sono alcuni elementi di tangenza tra la storia dell'arte e la storia dell'architettura, nel senso del gusto, di alcuni riferimenti stilistici, ma in realtà la storia dell'architettura rimanda, come avevamo detto, abbiamo ripetuto molte volte in questo ciclo, ad un mondo, a un sistema molto più complesso, dove entrano in gioco molti attori, costruttori, committenti, finanziatori, e quindi una storia più complessa che però molte volte ci restituisce con efficacia il clima, le tendenze, gli obiettivi di una società in cambiamento. Grazie, vi ringrazio per l'attenzione. Spero. Grazie. Spero ci siano domande, richieste di chiarimento. Anzi, non vi ho detto all'inizio che potevate interrompermi quando volevate se qualcosa non era chiaro. E sicuramente voi dite un po' vigliaccamente, perché è facile dirlo dopo. Ma no, in genere lo dico prima. Credo di aver lasciato tanti buchi, tante domande un attimo arriva aperte. Franco, tu cosa dici? Buonasera. Senta, la casa bizantina di cui parlava, di Sullam, è quella dove ha abitato Hayez? Sì, esatto, è chiamata anche casa Hayez. Corte Rota. Sì, ma non so cosa c'entri, perché c'è era per identificarla. O comunque sia, un po' come nel caso del fondaco dei turchi. Probabilmente ci ha abitato Hayez in tempi lontani. Ma c'è una targa. L'edificio aveva tutt'altro aspetto, perché Sullam procede a un rifacimento molto, molto spinto, molto... Grazie. Prego. Se vuoi, Scusate, un po' di... non si può dire eclettico, non si può dire moresco, diciamo... Uno stile composito. Composito. Ricco. Grazie. Prego. Beh, intanto grazie, perché speravo arrivassi a Sant'Elena, invece si è fermato prima. Come scusa? No? Speravo arrivassi a Sant'Elena in questa ricostruzione. Non ci stava, ma Sant'Elena è un capitolo importantissimo. Se vuoi ti rimando a una rivista inglese che ha pubblicato un mio articolo su Sant'Elena. Ma volevo chiederti, hai detto di San Marco che appunto a un certo punto viene rivestita di orientalismo. Allora c'è una parte più antica e qual è? Perché io ho sempre pensato appunto che i mosaici dei maestri di Istanbul fossero la parte secondo Selvatico, secondo Boite, secondo Concina c'era una prima fabbrica in mattoni che poi viene progressivamente rivestita, sia Boito che Selvatico non fanno ipotesi sul perché, invece Concina fa un'ipotesi molto forte, dice perché Venezia voleva candidarsi ad essere il principale alleato di Bisanzio e quindi usa il rivestimento e il rifacimento di San Marco come mezzo, anche quello per avvicinarsi a Bisanzio e accreditare la tesi di Norwich che Venezia è in realtà un avamposto di Bisanzio, della cultura bizantina. Ti vedo poco convinto però. No, la struttura è una tesi un po' tirata, nel senso che nella struttura romanica, tra virgolette,
Bisogna fare anche i conti con le cupole, con la Sì, ripetizione delle cupole, che è un tipico, la cupola quinquies è un tipico elemento No, ma poi che i rimanda... Partecipazio erano bizantini, cioè voglio dire, proprio l'origine della città, semmai mi sembra più ma questa è una questione aperta, ti dico. No, forse Concina è quello che ha studiato di più in tempi contemporanei il rapporto tra Venezia e l'Oriente, e Concina arriva alle conclusioni che ti ho detto. C'è un bizantinismo strumentale, non so come dire, utilitario. E ci sono altri esempi di edifici, appunto, che un po' così come succede San Salvador, io non l'ho citato, ma San Salvador forse è la più bizantina, non per la parte decorativa, ma perché riproduce il sistema delle cupole ad quinquies, che è una citazione. Concina la cita molto San Salvador come la chiesa più bizantina. Noi ci fermiamo spesso davanti ai mosaici, agli elementi più spettacolari, diciamo così, ma il sistema cupolato è forse l'elemento più rivelatore di questo legame. Profondo, sì. Quindi abbiamo finito? Non c'è. E allora ci rivedremo l'anno prossimo con un prossimo ciclo, spero di... No, a proposito di questa ultima osservazione, che riprende un po' anche quello che è stato detto nel corso della lezione, ma io sono rimasto un po' perplesso, perché credevo, almeno da quegli studi che avevo fatto io, che l'impianto della Basilica di San Marco fosse quello dei 12 apostoli a Costantinopoli. Quindi questo, appunto, sono rimasto un po' sorpreso, perché... Ha ragione, è assolutamente vero quello che lui dice. Cioè, io vorrei sottolineare il valore parziale e strumentale di questa interpretazione, non Concina, ma Selvatico e Boito, che volevano dimostrare che San Marco, nonostante l'apparenza, apparteneva a questa koiné romanica. Tant'è vero che non si vede una cupola nel rilievo, si vedono solo i fianchi e i lati interni, dove in effetti si può pensare a un San Marco romanico e non bizantino. Le cupole sono una pesante ipoteca, diciamo, anzi più che un'ipoteca, sono una testimonianza di questo legame. Se non c'è nessun altro, volevo ringraziare sentitamente il direttore del corso e tutti i relatori. E poi, rilanciando per il prossimo anno, siamo pronti per Venezia 900, che no, spero... 900, no, perché voi avete capito che io mi occupo dell'ultima parte, ma i miei validissimi colleghi Piacentino e Guidarelli si occupano della parte precedente. Quindi ancora ci vediamo stasera per definire il prossimo corso. C'è Paola? Non l'ho vista. Ah, eccoti Paola. Eccola. Vuoi venire qua? Scusami. Se vuoi Visto che tu sei anticipare il corso del prossimo anno. No, non anticipiamo niente. Niente, segreto. Sorpresa. No, segreto, no. Vabbè, grazie. Oh.